Buongiorno da Sicilia 24, i titoli dei principali argomenti. L'uccisione della piccola Elena, la Procura di Catania ha chiesto la perizia psichiatrica per la madre Martina. Il delitto 2 anni fa a Mascalucia, la donna lo confessò dopo il tentativo di depistaggio. Processo stupro di gruppo a Palermo, 7 le associazioni contro la violenza sulle donne, parti civili, oltre al comune. Corruzione ad Agrigento, un funzionario del comune ammette di aver intascato tangenti per favorire la cooperativa Nido d'Argento di Partinico. A Cinisi diventa simbolo di illegalità il casolare dove venne ucciso dalla mafia Peppino Impastato. A Palermo rievocata la figura di Pio La Torre, il politico che ha dato il suo nome ad alcuni dei più importanti strumenti di contrasto alla mafia. Su Antenna Sicilia, ospite d'eccezione di Buongiorno Sicilia Rosario Fiorello, tra gag e battute esilaranti, il fuoriclasse della comicità è tornato a difendere il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Festa dei fiori ad Acireale, premiato il carro contro la violenza sulle donne. Musica e spettacoli, mercoledì gran chiusura con il concertone del 1° maggio. Calcio verso lo slittamento dei play-off di Serie C. Il Catania riprenderà domani la preparazione con la convinzione di far bene negli spareggi promozione. Il Messina, a salvezza raggiunta, si interroga sul futuro. Bentrovati. In apertura alla morte della piccola Elena, la Procura di Catania ha chiesto la perizia psichiatrica per la madre Martina, reo confessa dell'omicidio della figlia che è avvenuto a Mascalucia. La decisione è prevista adesso per il 20 maggio. In mattinata parola ai testimoni della difesa. Tonino De Mana. La Procura di Catania ha chiesto la perizia psichiatrica, peraltro sollecitata dagli stessi legali della difesa, avvocati Gabriele Celesti e Tommaso Tamburino, nei confronti di Martina Patti, la 24enne reo confessa dell'omicidio della figlia Elena di neanche 5 anni, uccisa con un'arma da taglio il 13 giugno 2022 e sepolta in un campo vicino casa a Mascalucia. La decisione dei giudici, a seguito anche di una consulenza tecnica del professore Petralia, è prevista il 20 maggio. In mattinata parola ai testimoni della difesa ed in particolare ad uno zio, Gaetano Patti. I reati contestati alla donna sono omicidio premeditato aggravato, occultamento di cadavere e simulazione di reato. Come si ricorderà, Martina Patti finse il sequestro della bambina all'uscita dall'asilo. Martina Patti confessò il delitto ma non spiegò mai il movente. Una delle piste battute dagli investigatori sarebbe la gelosia nei confronti dell'ex compagno e padre di Elena, Alessandro Del Pozzo. La scintilla potrebbe essere stata la sera trascorsa dalla piccolina con i nonni paterni e la felicità della bimba nel frequentare la compagna del padre. Poi il crudele atto: la madre va a prendere Elena all'asilo ed esce nuovamente con l'auto per creare un diversivo. È in quel lasso di tempo che avviene il delitto, in un terreno abbandonato dove la madre seppellisce il corpicino nascosto in sacchi di plastica nera e sotterrato con una pala. Poi fa scattare la messa in scena, avvisa per telefono del falso sequestro i genitori e il padre di Elena. Tornata a casa, infine, si reca dai carabinieri. Ai militari dell'Arma associa il rapimento di alcune minacce che nel 2021 l'ex convivente aveva trovato davanti al cancello di casa per una rapina per la quale Del Pozzo era stato arrestato nel 2020 e poi assolto per non avere commesso il fatto. Poi la confessione shock sull'uccisione della figlia, l'arresto e l'iter processuale ancora in corso al Tribunale di Catania. Al via davanti al Tribunale di Palermo il processo ai 6 maggiorenni accusati dello stupro di gruppo al Foro Italico dello scorso luglio. Una 7ª persona, minorenne all'epoca dei fatti, è già stata condannata in un processo separato. Manlio Viola. Chiedono di essere giudicati con il rito abbreviato gli imputati dello stupro di gruppo nei confronti di una giovanissima avvenuta nel luglio scorso al Foro Italico di Palermo. La richiesta degli avvocati difensori è stata presentata in sede di udienza preliminare oggi davanti al Tribunale palermitano. Sono 6 chiamati in giudizio oggi, ma solo 4 i presenti. 2 degli imputati, tutti detenuti, hanno infatti rinunciato a presenziare all'udienza preliminare. Un 7º ragazzo è già stato condannato a 8 anni e 8 mesi. Si tratta di un giovane che all'epoca dei fatti era ancora minorenne ed è stato processato di conseguenza davanti al Tribunale dei minori. L'udienza preliminare di oggi riguarda invece Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Cristian Maronia, Samuele Lagrassa e Elio Arnao, tutti detenuti. Il giudice si è pronunciato sulla costituzione delle parti civili, sono 8 quelle ammesse in apertura di processo. Il gruppo Cristina Lobue nel corso dell'udienza preliminare a porte chiuse ha detto sì al Comune di Palermo e a 7 associazioni. A fronte delle ben 8 parti civili ammesse, 3 sono state invece escluse. Si tratta delle associazioni Emili, Mezzocielo e Mete APS.
Il gruppo del Tribunale di Palermo, Cristina Lobue, ha respinto la richiesta della difesa in rito abbreviato condizionata all'audizione della giovane. I difensori adesso quindi hanno deciso di rinunciare all'abbreviato e il processo quindi si svolgerà con il rito ordinario. Agguato ieri sera sulla strada tra Carlentini e Lentini nel Siracusano, vittima un 22enne di Francofonte rimasto ferito alle gambe. Non è in pericolo di vita, il giovane era a bordo della sua auto che è stata affiancata da una vettura dalla quale sono stati esplosi alcuni colpi di pistole. Adesso andiamo ad Agrigento, uno degli indagati dell'inchiesta sulla cooperativa Nido d'Argento, l'indagine che ha portato all'arresto anche del comandante della polizia locale di Agrigento, Gaetano Di Giovanni, ammette di aver intascato tangenti e svela anche luoghi e circostanze utili all'attività investigativa. Davide Sardo. Sviluppi nell'ambito delle indagini dell'inchiesta della Procura di Palermo che tra l'altro è sfociata nell'arresto del dirigente al comune di Agrigento Gaetano Di Giovanni. Aldo Raimondi, responsabile del settore politiche sociali e culturali del comune di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, ha ammesso di aver intascato tangenti per favorire la cooperativa Nido d'Argento di Partinico, ovvero una delle cooperative favorite dai presunti casi di corruzione e turbativa d'appalto. A contattare e corrompere Aldo Raimondi sarebbero stati l'imprenditore di Partinico Giuseppe Gaio ed il suo fidato collaboratore Massimiliano Terzo. Raimondi si sarebbe reso a disposizione per accelerare i pagamenti a favore della cooperativa Nido d'Argento impegnata a gestire alcuni servizi di assistenza sociale. Aldo Raimondi, ristretto ai domiciliari, ha raccontato di tangenti in contanti intascate nel bagno di un ristorante o nel parcheggio di una nota catena di abbigliamento sportivo. I soldi sono stati nascosti dentro una busta o tra biglietti del gratta e vinci. Il prezzo della corruzione sarebbero stati circa 15.000 euro e l'assunzione di una donna. I carabinieri hanno intercettato una conversazione tra Gaio e Terzo in automobile verso San Cataldo. Gaio domanda a Terzo: dobbiamo dare soldi ad Aldo? E poi si sentiva che stavano contando i soldi, 100, 200, 300 e hanno contato fino a 1.900 euro, a tanto ammontava uno dei pagamenti pattuiti. Al culmine di una lite per antichi rancori familiari ha impugnato un coltello e ha colpito ripetutamente in più parti del corpo la sorella di 23 anni che prima aveva tentato di travolgere lei con un'auto e di colpirla con una mazza da baseball. È l'accusa contestata dalla polizia di Catania a una 47enne che è stata arrestata per lesioni aggravate e denunciata in stato di libertà per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. E si è svolta questa mattina la cerimonia di riconsegna alla collettività del Casolare, dove venne ritrovato il cadavere di Peppino Impastato, dove il giovane attivista è stato ucciso. Era presente anche il presidente della regione Renato Schifani. Per il fratello di Peppino una vittoria dopo anni di lotta. Marco Gulla. In questo casolare, il 9 maggio del 1978, Peppino Impastato, il giornalista attivista di Cinzi che lottava contro la mafia, fu assassinato da Cosa Nostra. Poi il suo corpo venne abbandonato su questi binari. Dopo anni di lotta, oggi è un giorno decisamente importante, significativo. Questo casolare viene restituito alla collettività e sarà aperto al pubblico ogni giorno. Chiunque quindi potrà visitare un luogo simbolo della lotta alla mafia. Oggi il taglio del nastro. Il 9 maggio la Regione concederà in uso, in comodato gratuito, naturalmente all'Associazione Peppino Impastato, l'utilizzo di questo casolare che è stato ristrutturato con fondi della stessa Regione. Sono contento di dare questa ottima e lieta notizia che è in sintonia con l'impegno della Regione, dell'amministrazione regionale, non solo nel contrasto a ogni forma di criminalità, ma anche nel ricordo di chi ha perso la vita in questa azione quotidiana che ha svolto contro la mafia. Il fratello di Peppino Impastato, Giovanni, sorride. Oggi il casolare ha una nuova vita. Il casolare non può cadere nel degrado, perché purtroppo qui in Italia si fanno le grandi opere, si spendono tanti soldi e poi si abbandonano. Allora, per evitare una cosa del genere, noi ci siamo resi disponibilissimi a gestire il casolare, che per noi è importante, perché qui migliaia e migliaia di persone vengono da ogni parte d'Italia e il casolare deve rimanere aperto. Il 9 maggio, giorno dell'uccisione di Impastato, il casolare verrà quindi affidato a Casa Memoria.
Alla vigilia dell'anniversario dell'omicidio di Pio La Torre, la CGIL rievoca la figura del politico che ha dato il suo nome ad alcuni dei più importanti strumenti di contrasto alla mafia. Sentiamo Lorena Dolci. Le sue intuizioni, maturate dopo anni di battaglie sindacali e di conoscenza diretta della realtà, hanno contribuito in maniera incisiva alla lotta alla criminalità organizzata da parte delle istituzioni. La testimonianza più alta, quella del Capo dello Stato, è una delle voci che ricordano Pio La Torre, il segretario del PC siciliano ucciso 42 anni fa insieme al saudista Rosario Di Salvo. Lo rievoca il documentario Ora tocca a noi, realizzato da Walter Veltroni e proiettato all'Assemblea Nazionale della CGIL contro mafia e corruzione. Un film che alla vigilia della commemorazione ripercorre le tappe di un'esistenza dedicata all'impegno civile e alla lotta alla mafia a fianco dei braccianti. E che c'è la fame? Eppure questa la conosciamo, perché è la nostra, perché ci appartiene. Fra le voci anche quella dell'attuale procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia. Nessuno meglio di Cosa Nostra aveva capito l'importanza dell'azione di Pio La Torre, importanza storica, tant'è che gli strumenti del contrasto alla mafia che ci dà la legge Rognoni-La Torre sono quelli che da 40 anni abbiamo usato e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ora tocca a noi è proprio la frase che La Torre disse pochi giorni prima del suo assassinio, consapevole che Cosa Nostra stava stringendo il cerchio attorno a lui. La mafia rimane sempre la stessa, un sistema di potere che è legato da un interesse esclusivo, l'accumulazione illecita. Uno degli strumenti con cui la mafia e le mafie controllano pezzi interi dell'economia reale è tutto il sistema degli appalti, dei subappalti e dei finti appalti. Una memoria che parla anche ai giovani, proprio quelli che a un questionario sulla percezione mafiosa hanno risposto che la mafia è ancora più forte dello Stato. 3 regole per la trasparenza su voto e azione di governo. La proposta arriva da Filippo Drago, candidato alle amministrative ad Aci Castello. Agli altri 2 competitor, tutti pronti a valutare ogni cosa per restituire fiducia ai cittadini. Roberta Lunghi. La legalità è sicuramente un elemento importante, anzi direi anche un elemento fondamentale. In politica il rispetto della legalità, trasmettere fiducia ai propri concittadini è una cosa essenziale. È doveroso perché in campagna elettorale spiegare ai cittadini di quanta trasparenza e sincerità si ci mette. Tutti d'accordo, i 3 candidati sindaco nel comune di Aci Castello nel Catanese, la legalità soprattutto. Obiettivo ancora più urgente nei giorni in cui i recenti scandali nei comuni di Paternò e Tremestieri hanno svelato i beceri meccanismi del voto di scambio politico mafioso e corruzione. Filippo Drago, ex primo cittadino e in corsa per le elezioni dell'8 e 9 giugno, lancia una proposta per la trasparenza nel voto e nell'azione amministrativa agli altri candidati, tutto in 3 punti. Il primo riguarda la esclusione di coloro che hanno cambiato casacca negli ultimi giorni, che hanno fatto i trasformisti dagli incarichi di governo, la creazione di una commissione che valuti gli atti, li pubblichi e gli spieghi alla cittadinanza sul modo di procedere nella spesa del denaro pubblico e soprattutto un accordo di collaborazione da proporre all'ANAC per la verifica degli appalti e la legittimità degli atti. La lettera, se firmata, potrebbe costituire, al di là degli schieramenti, un contratto morale nei confronti dei cittadini. L'ipotesi che una sorta di autoregolamentazione arrivi come proposta da un competitor va valutata. Tutto ciò che riguarda l'essere lineari, la legalità non può che trovare accoglimento da parte nostra. È chiaro che poi bisogna andare a leggere il documento e vedere se è condivisibile totalmente oppure magari c'è qualche cosa anche da migliorare. Se va bene lo firmeremo, ci mancherebbe, oppure valuteremo i 3 punti e decideremo cosa fare. Però per noi, lo ribadisco, la cosa essenziale è la legalità e il rispetto delle regole. Ospite di Buongiorno Sicilia, questa mattina Fiorello è tornato a difendere il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Sentiamolo. È una cosa che si deve fare assolutamente, perché voi sapete che la Sicilia è grande, la Sicilia è veramente grande, e 2 poli così importanti, cioè la distanza, cioè basta pensare che quello di Taormina serve tutta la costa orientale, non solo la Calabria, ma anche un sacco di gente che viene pure dall'estero per curarsi a Taormina. Palermo sta dall'altra parte, quindi
La Sicilia è grande, un solo centro non ce la può fare, ce ne vogliono 2 e quello di Taormina non deve chiudere assolutamente. Torneremo a vedere, sentire Fiorello nella seconda parte del nostro telegiornale. Intanto andiamo nel Nisseno, dove è stata sospesa la distribuzione di acqua nel comune di Caltanissetta e in alcune località limitrofe. Il guasto alla condotta potrebbe comportare disagi fino a domani. Luca Ciliberti. A causa di un guasto all'acquedotto Ancipa, mezza provincia di Caltanissetta è rimasta a secco. Questa mattina un risveglio amaro per gli abitanti della zona. Il ritorno da Caltanissetta dopo l'incontro a Lati di Caltanissetta per comprendere la portata di questo guasto che si è registrato stamattina, così come ci è stato comunicato da Sicilia Acque. Ci saranno dei disagi per le prossime 24 ore su Caltanissetta, San Cataldo, una parte di Mazzarino, Serra di Falco, ma già si è al lavoro per risolvere questo problema. E dunque non solo siccità a mettere a disagio i comuni del centro della Sicilia, il guasto è in via di riparazione, così come conferma il presidente dell'Lati, Massimiliano Conti. Oltre appunto alla riduzione della portata dell'acqua a seguito della crisi idrica, della siccità della regione siciliana, gli aggiornamenti li daremo nelle prossime ore. Chiaramente contiamo di risolvere quanto prima questo ulteriore disagio. Al lavoro sempre per garantire un servizio necessario e primario ai cittadini. Adesso una breve pausa, poi nuovamente sorrideremo con Fiorello, parleremo anche della festa dei fiori di Acireale. A tra pochissimo. Ed eccoci alla seconda parte di Sicilia 24, torniamo a Buongiorno Sicilia, stavolta sorridiamo con l'ospite d'eccezione, cioè Fiorello. Lo showman, tra gag e battute esilaranti, ha anche lanciato un pronostico. Vediamo, con Eva Spampinato. È arrivato Rosario! Ciao ragazzi! Ciao Fiorello, benvenuto! Bene, grazie! La simpatia di Fiorello irrompe a Buongiorno Sicilia e con lui tutta la squadra del morning show più seguito della TV italiana. Lo showman e conduttore siciliano ha ricordato gli inizi della sua carriera tra radio e TV con un aneddoto legato proprio alla nostra emittente. Antenna Sicilia, mi ricordo, andai ospite una volta, sai? Sì. Perché diventai un po' un personaggio, a un certo punto, il periodo delle radio libere, delle radio private. Ecco. Io feci un tentativo di record di trasmissione continuata. Il record fu 3 giorni e 2 notti. Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, che ogni mattina alle 7 affiancano Rosario Fiorello a Viva Rai 2, sono i complici di un personaggio che continua a rimanere unico nel suo genere, un intrattenitore che riesce a trasformare in sketch anche una telefonata con la mamma. C'è una telefonata familiare, non so che un secondo. In tutto questo lui ha anche i suoi problemi. Sì, un attimo solo, ma è vera, è vera. Sì. Guarda, oddio, allora, no, certo. Michele, ha ragione. La trasmissione si avvia alla conclusione e in attesa di sapere se anche l'anno prossimo il morning show sarà riconfermato su Rai 2, Fiorello si candida per un eventuale ritorno in Sicilia. Lo devo dire, dai, lascio la Rai, lo devo dire. Ma vi detto che non l'avete detto a nessuno? Lo devo dire, lo dico. Un ne vai. Ad Antenna Sicilia! Acireale trasformata per giorni in un giardino a cielo aperto per la festa dei fiori. Tra musica e colori è stato premiato il carro contro la violenza sulle donne. Il 1° maggio, gran finale con il concertone. Desiree Ferlito. Acireale è diventata un giardino a cielo aperto, pieno di colori e profumi in occasione della tradizionale festa dei fiori. Fiori che anche quest'anno hanno adornato il centro barocco della cittadina catanese in una festa durata 5 giorni, con parate, mostre floreali, spettacoli e grandi artisti. Momento clou della kermesse la sfilata dei carri floreali e le macchine infiorate, realizzati da artigiani che hanno dato vita a uno spettacolo unico e raffinato. Le rappresentazioni hanno contemplato anche quest'anno temi sociali ed attualità.
Ad aggiudicarsi il primo posto il carro dedicato alla lotta alla violenza sulle donne, Io di te non ho paura. Al centro del carro un bellissimo e maestoso cigno rappresenta la donna, che in esso sembra trovare la sua rinascita. Alle spalle del cigno, sullo sfondo, il volto di una donna pura e delicata su un lato, maltrattata e sfregiata dall'altro. L'uomo violento rappresentato da un lupo per simboleggiare la sua ferocia. Anche la grande musica italiana, protagonista dei 5 giorni di festa da Cireale. Dopo il successo di Max Gazzè e delle vibrazioni, a chiudere la kermesse la Sicily Folk Orchestra, Mario Venuti e Caballà, che hanno riempito la centralissima Piazza Duomo. Breve pausa e poi parleremo del calcio. A tra poco. Ed eccoci al calcio. Il Catania domani riprende gli allenamenti in vista dei play-off, il cui inizio in queste ore potrebbe subire uno slittamento a causa del ricorso presentato dal Taranto. Marco Carli. Consueto scollamento fra la realtà del calcio giocato, che sul campo esprime un verdetto, e quella dei controlli, che deve capire se il risultato è rispettoso delle regole. Succede così, è storia nota, che il Taranto, penalizzato di 4 punti per scadenze su pagamenti non rispettate a settembre e ottobre del 2023, faccia ricorso al collegio di garanzia del CONI. L'effetto è un potenziale slittamento dell'avvio dei playoff. Il Taranto infatti è quinto, ma senza il -4 in classifica scalzerebbe sia la Casertana che il Benevento. Dunque bisogna aspettare il CONI. L'ipotesi che circola è quella di una probabile restituzione parziale dei punti ai pugliesi, 1 o 2. Tutto da verificare, ma intanto, fino a quando non ci sarà la decisione, resta bloccata la griglia dei playoff. In queste ore il Consiglio della Lega Pro, presieduto da Matteo Marani, sta decidendo lo slittamento eventuale. Anche in questo caso emergono ipotesi 3 giorni o 1 settimana. In soldoni per il Catania si tratterebbe di entrare in gioco il 14 o il 18 maggio e non più l'11. A breve la decisione ufficiale. Slittamento o meno, i rossazzurri da sabato hanno una certezza: la partecipazione agli spareggi promozione. La stagione regolare è andata come sappiamo non per niente, fino all'ultimo gli etnei hanno rischiato di finire ai play-out. Ma dall'altro lato c'è la corsa in Coppa Italia e la convinzione che in gare da dentro o fuori tutto sia possibile. Quaini, ottimo in difesa col Benevento, ci crede. Penso anche che nelle partite magari secche, come abbiamo dimostrato in Coppa Italia, riusciamo a dare qualcosa in più, quindi da un lato siamo fiduciosi, sappiamo che però in questi giorni c'è da lavorare e migliorare sulle cose che non sono andate bene durante il campionato. Obiettivo raggiunto per il Messina, che per il terzo anno consecutivo mantiene la Serie C. Tante incertezze però nel futuro del club giallorosso. Sergio Colosi. Il Messina non riesce a gioire delle sue piccole fortune calcistiche, come nel caso della salvezza con investimenti ridotti, perché subito si addensano dubbi e incertezze sul futuro societario e tecnico. A Monopoli potrebbe essersi chiuso il ciclo Modica, anche se il silenzio del presidente Sciotto alimenta soltanto voci ed indiscrezioni. La mancata conferenza stampa del tecnico nel post gara in Puglia rimane più di un indizio. Certamente lo è il comunicato stampa diffuso dal club, in cui si precisa che i tesserati della società parleranno soltanto attraverso i canali ufficiali. Un modo non troppo velato per evitare mal di pancia ad allenatori e calciatori che, lontano dai microfoni, non hanno nascosto i loro disagi stagionali. Le dimissioni del direttore generale Costa e del team manager Cammarata sono i primi segnali che 3 mesi da protagonista sul campo, da dicembre a febbraio, hanno soltanto mascherato i soliti problemi societari. Dell'attuale organico, tra prestiti, accordi in scadenza e giocatori con le valigie in mano, rimarranno sotto contratto soltanto in 6. L'ennesima rivoluzione è dietro l'angolo e questo metodo gestionale di Sciotto, contestato dai club, prima o poi presenterà il conto. Ci fermiamo qui, ma per quanto riguarda il calcio l'appuntamento è subito dopo questo telegiornale con Anteprima Corner. Grazie per l'attenzione, a tutti buon pomeriggio.